Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia sono stati assegnati 10 carabinieri specializzati per essere impiegati nel nucleo natanti. Il benvenuto è stato dato loro dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Venezia, il colonnello Marco Aquilio, lo scorso 22 febbraio. I 10 nuovi ingressi sono giunti al comando al termine del corso di specializzazione, destinati al nucleo natanti per svolgere il loro compito di prevenzione e contrasto reati nel centro storico veneziano e nelle isole minori. All'inizio del mese di febbraio al Comando Provinciale di Venezia erano giunti già altri 54 militari. I militari che giungono al reparto nucleo natanti provengono da un impegnativo corso formativo per ottenere le abilitazioni necessarie per poter condurre le unità navali, corsi la cui durata può variare tra i 6 e i 9 mesi. Tra i compiti dei militari del reparto anche il controllo del rispetto delle norme che regolano la navigazione, garantendo un controllo e un pronto intervento efficace nell'arco delle 24 ore. I militari hanno infine ricevuto un augurio da parte del comandante provinciale per il compito che si stanno accingendo ad affrontare, ricordando loro l'importanza del loro operato. Per sabato 1 marzo non prendere impegni perché all'American Followers c'è la fantastica festa di Carnevale. Sabato 1 marzo, start ore 20, menù libero, sarà premiata la maschera più bella, karaoke e musica by Diego. Per informazioni e prenotazioni chiama il 351 914 0425. American Followers, lungomare Adriatico, sottomarina.